No, sabato cosa ci dobbiamo aspettare? Sabato sorpresa, guarda, dopo l'incontro... Corteo di macchine si No, dice, no? allora domani sera abbiamo un incontro in questura alle 18 e poi insomma faremo una valutazione, ecco, cercheremo di trovare come sempre un compromesso che però non ci porti ai margini della città. Stiamo ancora valutando e l'idea è quella di fare una gita a Padova in automobile e quindi faremo un percorso ovviamente non in zona ZTL, ma faremo un percorso normale qui in centro Padova, Largo Europa, Corso Milano e poi vedremo, eventualmente andremo fino in Prato della Valle. Questa è l'idea, di fare un corteo in auto. Avevate detto che sarebbe stato una sorta di giro turistico per far vedere le bellezze di Padova. Sì, è un giro turistico, ovviamente la motivazione è quella del giro turistico perché ci sono tante persone che vengono in manifestazione che non conoscono Padova e quindi con l'occasione, visto che non ci lasciano fare il corteo, faremo un giro in auto. Tutto qua. Guarda, credo sinceramente, perché per come ci siamo sempre comportati a Padova, per come sono andate le manifestazioni a Padova, sono sempre state molto ordinate, non credo ci saranno grandi strette, magari forse qualche problema potremmo averlo il sabato, perché andando verso Natale il centro è affollato e quindi troveremo una sorta di una soluzione comunque, non c'è problema, noi siamo disposti. E come ho già detto oggi ho scritto anche al sindaco per trovare una sorta di dialogo e di apertura, cioè noi non siamo contro le amministrazioni e credo che alcuni articoli che sono usciti dove si criticavano i cortei di Padova che siano stati avvallati dal comune di Padova e da alcuni esponenti del comune, non il sindaco in particolare, altre persone che fanno parte dell'amministrazione comunale, abbia creato una sorta di attrito con la gente, cioè io mi sento, ho ricevuto della merda, della testa di cazzo, dell'ebete e altre battute di questo tipo, ci hanno tirato un secchio d'acqua, una persona mi ha aggredito in Prato della Valle e credo che si sentano avvallati dalla possibilità di farlo visto che anche il comune è contro di noi. Perché prima queste cose non erano mai successe, quindi cerchiamo di ritornare a una dimensione normale, come prima, una dimensione di dialogo, cioè noi non ce l'abbiamo con gli altri, però non possiamo subire o essere emarginati, perché siamo persone normali, cittadini come tutti gli altri. Ci sono stati però anche degli attacchi da parte vostra, in realtà voi siete onesti, e io ho parlato con il marito della giornalista, come dire, è stato un attacco, ma quando ho letto l'articolo, il messaggio che mi è arrivato, pensavo ci fosse stato uno scontro fisico. In realtà, voglio dire, ho visto anche il video, mi dispiace e io ho parlato con Loris e mi dissocio da quello che ha fatto. Non sono d'accordo, però in un momento di nervosismo, voglio dire, può capitare anche questo purtroppo ed è successo. Guarda che io sono appena stata e mi hanno detto andate via perché sennò vi linciamo come la tua collega di Seveso. Chi te l'ha detto? Appena adesso lì dentro. Vabbè, allora io posso dirti, in piazza ho rapporti con i giornalisti da qualche mese ormai, non ho mai parlato, non ho mai attaccato nessuno. Poi ovviamente non sono tutti i miei figli, hai capito? Non è che posso gestirli, io non sono padrone di niente e non sono il capo di nessuno. Per quanto mi riguarda io non ho niente contro di voi, mi sono sempre comportato correttamente, non ho mai attaccato nessuno e addirittura io non offendo nessuno. Questa è la mia modalità. Ovvio che qua le persone sono adulte, poi ognuno si muove indipendentemente. Noi cerchiamo di avere un controllo. Però anche l'amministrazione non vi ha mai criticato, anzi ha sempre detto che avevate il diritto di manifestare e sì, tu stai però dicendo, hanno parlando anche di insulti. detto, hanno rotto, siamo stancati, adesso basta, eccetera. E questo va a legittimare certi atteggiamenti che prima non c'erano. Ve lo dico perché io la vivo, la piazza dall'interno e sento che cosa mi trasmette, capito? Quindi devo dire, questa situazione non si era mai verificata e mi dispiace, speriamo che non capiti più.